Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora il cosiddetto affair Ranucci di ora in ora si aggiunge di dettagli che trascinano la soglia del grottesco un po' più in là. Ci riferiamo ovviamente al caso per cui al momento per l'attentato al giornalista di Report, rispetto a cui ovviamente Radio Libertà aveva espresso solidarietà immediata in diretta, è accusato Walter Lavitola, figura che torna e ritorna in quel confine tra cronaca, sottobosco, rapporti romani di vario tipo. È una figura che torna nella commedia del potere o sottopotere italico, il quale si scopre era un grande amico e evidentemente anche una fonte, come legittimo che sia, di Ranucci stesso. Ora però la prima componente palesemente surrealista, neanche surreale, è sottolineata oggi da alcuni giornali, e cioè se applicassimo al segugio di Report il metodo Report per raccontare questa storia come appare al momento, ci sarebbe materiale per esercitarsi nell'allusione, nell'insinuazione, nel romanzone, che è esattamente il genere giornalistico che Ranucci ha sempre proposto sul servizio pubblico. Perché riassunto brutalmente chi è Lavitola, leggo un elenco per comodità apparso oggi su Libero: ex giornalista radiato dall'ordine, già latitante, poi arrestato per estorsione, coinvolto e processato per corruzione internazionale, tangenti, appropriazione indebita, associazione a delinquere, compravendita di senatori, danno erariale, truffa. Ora qui siamo sempre garantisti con chiunque tranne i condannati in via definitiva, ma capite che di fronte a questo curriculum, a questa biografia, Ranucci direbbe dell'affair Ranucci delle cose non garantiste, ecco, di questo siamo sicuri. Ma poi c'è la perla appare oggi su Repubblica, quindi fonte insospettabile, che riepiloga le varie vite al confine tra chiaro oscuro, politica e tra traffico vario, diciamo, di Lavitola. L'ultima trovata l'aveva accarezzata da tempo, pensata e ripensata nei dettagli, e aveva come protagonista proprio Sigfrido Ranucci. Lavitola sognava il conduttore di Report come il papa straniero che poteva salvare il centro-sinistra dal duello Schlein-Conte, il federatore dotato del carisma per vincere le elezioni e arrivare a Palazzo Chigi. Si era fatto fare dei sondaggi, consultava esperti, e quando tu sarai presidente del Consiglio, io sarò il tuo Gianni Letta, fantasticava Lavitola a cena con Ranucci. Ora noi non sappiamo se questi elementi riferiti da Repubblica siano veri, verosimili, accaduti, ma capite che ormai è saltato il confine tra realtà e finzione, racconto e verosimiglianza. Sembra veramente un racconto di Borges. Siamo a uno stato della cronaca italiana in cui, a latere dell'affair attentato che già sta assumendo tinte grottesche, scopriamo che il piano di Walter Lavitola, l'uomo dal curriculum di cui sopra, era impiantare Sigfrido Ranucci come papa straniero del centro-sinistra. Capite che questo è un paese meraviglioso, perché ti sorprende sempre, perché aggiorna sempre il canone della commedia all'italiana. Insomma, verosimilmente si è parlato di questa cosa, quantomeno al ristorante di Lavitola stesso, e niente, salta tutto, salta anche il confine tra i generi letterari. Vi abbiamo riferito gli elementi più salienti al momento dell'affair Ranucci, ma a questo punto sospendiamo il giudizio e sappiamo che potrebbe sopraggiungere la qualsiasi, perché l'affair Ranucci è la sintesi neanche della commedia, del grottesco all'italiana. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
tra un manifesto e lo specchio.